Allora, siamo in diretta, ma stiamo registrando gli spot per la nuova applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Che testimonial, veramente, c'è un testimonial fantastico. È un folletto, è un genio, è una roba... Voglio fare una cosa diversa, però. Io penso che almeno una volta nella vita vi siate ritrovati ad un concerto di Granatino. Ecco, allora, e avrete visto che, insomma, a parte apprezzarne la musica e roba varia, ma soprattutto mi auguro che abbiate apprezzato lo sforzo fisico di Granatino, perché il Granatino diventa avete presente un moscerino, una roba che zompa, che salta, che mentre lo vedi sul palco poi è in alto dove c'è l'impianto luci e roba varia. Allora adesso voglio fare una prova, perché poi, insomma, voglio capire se Granatino riesce a stare fermo o se proprio non ce la fa. Allora, adesso faccio suonare, in ordine di tempo, le ultime due canzoni di Grana, che secondo me sono andate meglio, e che sono anche due belle canzoni, quelle lì, effetto zumpa zumpa zumpa. Ecco, io intanto ti giro, ci salutiamo dopo, intanto ti giro e ti metto in televisione. E adesso faccio suonare queste due canzoni, voglio vedere se tu riesci a stare fermo, o fin dove, o anzi fin quando riesci a stare fermo, oppure non ce la fai. Pino, agevola il file, grazie. Beh, insomma... Direi che non ho superato la prova. Io penso proprio no. Ecco, grazie, grazie perché almeno non ti sei alzato, insomma... Giusto un pezzettino perché... È stati più forti te. Più forte me, Senti, non mi posso arrampicare qua, però. Che ti prendi prima dei concerti? Camomilla. Camomilla. Camomilla perché sono sempre abbastanza agitato, viene un po' d'ansia prima di iniziare, però fortunatamente dopo i primi 10 secondi che sono entrato in scena mi passa tutto e do il massimo. Senti, se ti alzi un attimo, volevo che mi insegnassi qualche passetto Granatino, cioè stile quella roba che hai fatto prima, facciamone 3, cioè 3 passi che sono proprio Grana nel senso ce ne stanno un sacco, non è che c'è una coreografia. Scegli 3 cose che sono te fisiche. Spesso muovo la testa così. Quando e corro. E corri. Riesci a farlo? E tu riesci a muovere la testa e correre? Come? Fammi vedere, come fa? Non è una cosa più facile, Rumun. No, così, nel senso... Ah, ecco, ma secondo me sei facilitato anche dal capello morbido, che io non ho proprio... Ecco, no, poi... Spesso è riccio, perché naturale sono riccio. Poi che c'è? Poi, che ne so, c'è questo qua... Si viene appresso a me. Fa vedere la gamba com'è? Ah, e quindi è così. Così. Ok, ma le braccia sono lo fanno sincro? tutti, non è che me lo sono inventato io. Poi? Da Fedez a Rovazzi a chiunque. Ma che ce ne importa? Stiamo parlando di te, ce ne importa di Fedez. E poi l'ultimo? L'ultimo l'ho detto, non è che c'ho proprio dei... L'ultimo quando ti arrampichi sull'asta del... Vuoi che mi arrampico addosso a te? Puoi? No, però falla bene. No, arrampicati bene. E come faccio a arrampicare? A giochинare. Ci sei in coppia e spalle? Va. Una roba perché il conduttore deve fare... Sì, scusate, ho perso il microfono. Ti ho rotto il microfono, hai visto? No, non è che... scusate, adesso non c'è niente, dove posso arrampicarmi? Questa sede è bellissima, a parte che mi ricorda... Aspetta che è sfuggita la calamita. Un momento bellissimo. Parla tu. Mi ricorda, questa sede mi ricorda un momento bellissimo del mio passato. C'era in un video, diciamo è stato il primo video dove è questa svolta dalla melodia all'hip hop. Questo video Maisan si chiama il pezzo. Bella. Maisan. C'è questa sede, quindi mi ha riportato un po' nel 2010. Ecco, allora spero che il microfono vada bene così, spero, perché non riesco a metterlo più in alto, speriamo bene. Allora, prego, adesso posso? Ti accomodi, scusatemi, c'è stato un momento fisico, adoro.
fare queste cose. Roberto, dammi un cenno se il microfono si sente bene. Molto bene. Allora, RTC Targato Napoli, Jukebox è l'applicazione, scaricatela se siete Android, tra l'altro qui insomma più social, più rete di granatino veramente non è possibile. Quando entrate nel vostro Play Store e scrivete RTC Targato Napoli Jukebox per intero, poi vi ritrovate questa schermata. A questo punto dovete aprire, siete già quando aprite nell'applicazione, potete ascoltare la radio oppure scegliere le canzoni o gli artisti, richiedere le vostre canzoni preferite, non vi costa neanche un centesimo, dovete soltanto chiaramente cliccare su prenota che c'è, vedete al lato questo tasto che dovreste vedere fucsia in televisione, almeno io lo vedo fucsia qui, e quando avete prenotato sul vostro smartphone appare questa schermata: Antonio, prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Dopo poco, dopo 10 minuti al massimo, dipende chiaramente da tutte le prenotazioni effettuate, voi ascoltate la vostra canzone. Dovete essere Android e dovete chiaramente, e non pagate neanche un centesimo. E questa è una bella cosa per chi, me lo dico da solo, per chi ama la musica napoletana, perché in tempo reale hai veramente un carico di musica napoletana tra le mani, sempre a tua disposizione, e la puoi usare anche per fare una dedica d'amore, insomma, chiami l'amore ravitatoio e dici: guarda, sta per suonare su RTC la tua canzone preferita, la nostra canzone preferita. Tu fai amore che canzone? Sì, Ussacce, fai amore pure che canzone di tutto mondo, tra l'altro. Anche. Ma tu sei cresciuto come? Cioè da sedicenne, tu sedicenne... Con Latti e Plasmon? Sì, no, parlammi musica, intendo dire con quale canzone... Napoletana? No, con quale canzone in generale? Sei napoletana? Ce ne sono tantissime canzoni, comunque vengo da un background molto eterogeneo, nel senso che partendo dalla musica napoletana, tra virgolette cosiddetta neomelodica, finendo ai Doors. Per esempio Jim Morrison è uno che mi ha segnato tantissimo nella mia vita, mi ispiro tantissimo a lui, è uno dei miei idoli. Non a caso ho fatto la copertina del nuovo singolo e ho voluto fortemente fare questa citazione, farmi una foto come il grande Jim. Tanti generi, io spazio dal rock, un po' come ritrovi nella mia musica, perché spesso mi dicono sempre: guarda, ma non riusciamo a capire bene la tua identità. La mia identità è proprio questa: mettere insieme tutti gli generi che ho ascoltato, che mi hanno fatto crescere. Diciamo che sono un po' una spugna che apprendo da qualsiasi cosa che ascolto e cerco di metterle nella mia musica, e il mio genere è proprio questo qua, è un crossover, un urban di tanti generi messi insieme. Senti, e Napoli in tutto questo, cioè... Napoli è un limite o un vantaggio? Per me, per tantissime persone è un limite, in particolare quando mi approccio con le persone, tipo quando vado spesso a Milano, ci sono dei discografi che mi dicono: guarda, è un limite. Io sono contento di avere questo limite, perché nel senso, per me è un vantaggio, non è un limite, perché comunque la musica italiana è molto uguale. Se noi ci guardiamo intorno, il pop leggero, pure l'hip hop, funziona tantissimo la trap. Sì. Se andiamo a analizzare i vari trap king che esistono in Italia, sono molto simili, quindi seppure io faccio un pezzo trap, già che canto in napoletano, è un fatto nuovo. Sì, è un fatto nuovo, perché poi lo slang napoletano è molto bello. Non a caso con Gomorra, vedi, ci sono tante persone che ne so, di Torino, Milano, Pordenone, che amano proprio il nostro linguaggio, il nostro dialetto. Poi sulle canzoni c'è ancora un po' di pregiudizio, che devo dire, grazie pure a questo fenomeno Liberato. Non so se hai sentito parlare di Liberato. Diciamo che Liberato, ma chi è Liberato? Non si sa, pensano tutti che sono io o Livio Cori, ma non si sa ancora chi è Liberato, ma forse non lo vuoi far sapere, meglio così. Però io spero che Liberato diventa un cavallo di Troia, nel senso, per la musica napoletana, perché spesso chi è riuscito ad avere un botto nazionale si riporta sempre dietro poca roba. Invece il mio obiettivo, se un giorno avrò la fortuna di avere un successo nazionale bello grosso, tipo come hanno avuto come ci sono tante persone che hanno ottenuto questa cosa, io spero proprio di essere un cavallo di Troia per portarmi un po' tutta la musica napoletana. Tutta la musica napoletana dietro. Sì, perché bisogna dare spazio alla musica napoletana, perché la musica
musica napoletana è una realtà, non bisogna avere pregiudizio sulla canzone napoletana, anzi non voglio dire la solita cosa che la canzone napoletana è rappresentata nel mondo, perché poi dobbiamo dire pure che la classica, quella contemporanea è sempre di meno, anzi sempre di meno, allora quindi comunque cose belle a Napoli ci stanno, le fanno cose belle a Napoli. Il mio consiglio anche ai miei colleghi, a tutti, di dare sempre il massimo, di crescere musicalmente, di non rimanere sempre sui soliti arrangiamenti, di non fare musica, di non essere vittima di un tipo di musica per lavorare, per esempio. Io quando devo scrivere canzoni, non scrivo la canzone perché devo fare la hit, tipo Vieni appresso a me è diventata una hit, ma io non sapevo che diventava una hit. Certo. È stato un omaggio che ho voluto fare a una canzone che ho scritto nel 2008, interpretata da Franco Ricciardi e Maria Nazionale. Franco non è che l'ha interpretata solo perché ha scritto il pezzo con me e Mariano Alfano. Io ho voluto omaggiare questa canzone che aveva totalizzato 10 milioni di visualizzazioni, ho fatto questa versione che viene appressa a me, ma non sapendo che diventasse una hit, perché poi ha portato grandi risultati, è stato bello, ma non è che l'ho fatto perché ho detto ma faccio il pezzo commerciale, faccio tanti concerti, non è così, la musica è ispirazione. Il consiglio è ai colleghi di non chiudersi nella canzone classica che ti fa guadagnare, insomma, per fare le cerimonie, no? Tutta quella roba lì. Anche. Ma questa roba qui, il privato, io lo chiamo il privato, si può fare anche con il mio genere, comunque io faccio pure questo tipo di lavoro facendo il mio genere, portando la mia musica su queste cose private. No, però un consiglio va dato pure a chi fa la comunicazione, a chi presenta e a chi fa la radio, a chi in qualche modo c'ha orecchie di tantissime persone e guarda, ascoltate la musica napoletana, fatela ascoltare. Posso dare un consiglio, ma non è che riesco a cambiare tutto il... No, però ma apriamo una piccola... No, non tanto perché, insomma, poi gli artisti, ognuno fa la musica... ancora sta potenzialità. No, ognuno fa la musica che vuole, però chi fa la comunicazione, chi si occupa di musica, chi scrive di musica, chi presenta la musica, il consiglio è innanzitutto ascoltate, perché ci sono un sacco di cose interessanti, e poi fate, insomma, parlatene. C'è tanto fermento a Napoli. A me la cosa che mi rende un po' triste, nel senso che comunque sempre di meno vedo che escono singoli d'oro da Napoli, disco d'oro, tipo abbiamo tantissimi artisti che comunque ci rappresentano bene, però riescono a fare sempre di meno disco d'oro, singolo d'oro, tipo leggevo Rolling Stone in settimana, nei 100 dischi del 2017 non c'è un disco napoletano, questa è una cosa che mi rende triste, fortunatamente nei singoli c'era Liberato, ma è un solo pezzo, e tra l'altro da quello che vedo, da quello che mi è arrivato, è un progetto che è partito da Milano, Liberato non è un progetto partito da Napoli non c'è niente, anche se c'è tanta bella musica, c'è tanto fermento e c'è tanta arte, vedi Franco è stato uno che dopo 30 anni di carriera è riuscito a nobilizzare un genere che tutti vedevano male. Nel senso, quando tu dici la parola neomelodica ci sono 100.000 stereotipi negativi intorno a questa parola. Franco dopo 30 anni è riuscito a sdoganare questo genere, a nobilizzarlo. Sembra un po' presuntuoso dire così, però per me è così. Perché uno che fa delle melodie, ma gli ha dato un vestito che fa colpo anche sulle persone che non ascoltano questo tipo di genere. Ammesso che il neomelodico abbia un'accezione negativa, cioè nel senso, perché se qualora vogliamo far passare il termine e lo vogliamo collegare alla nuova musica napoletana, stiamo parlando però sempre di gente di talento, cioè se neomelodico deve essere un guagliuncillo che non sa cantare, vuoi cantare per forza, quella non è un fatto, neomelodico vuol dire nuova melodia. Appunto, però nuova melodia di talento, di gente di talento, sì. Però sul fatto, io non mi ci trovo sul fatto nuova melodia, perché comunque quello che vedo in giro cercano sempre di portare l'old melodico. Nel senso, non c'è un'evoluzione di questa canzone napoletana. Io vedo ancora oggi ascolto copie di Nino D'Angelo, che è il king di quel tipo di genere, lo stesso d'Alessio. Non c'è niente di nuovo, non c'è una roba nuova che dico
cacchio, questo si è inventato qualcosa di nuovo, sempre nella melodia. Comunque, per quanto riguarda pure l'aspetto, che poi del genere neomelodico, per me la peggior cosa è l'arrangiamento, loro lo chiamano l'arrangiamento, io lo chiamo beat, produzione. L'arrangiamento sarebbe la musica intorno alle canzoni, perché spesso le canzoni, la composizione e il testo è molto bello, però l'arrangiamento è il solito, nel senso quello là che chiamo i turnisti, batteria, basso, chitarra, registra ed esce sempre la stessa minestra, l'arrangiamento è sempre uguale. Mi piace parlare di musica con Granatino, ecco perché mi sto dilungando e o facce fa, ma non mi scordo che devo fare gli spot per l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Se siete Android scaricatela, poi lo faccio fare anche a te, potete richiedere la vostra musica preferita. Volevo chiederti però una cosa, sempre, ecco, a proposito del popolo napoletano, dei ragazzi napoletani che ascoltano la musica di Napoli, e tu hai lo stesso pubblico di Nancy, cioè nel senso uno che ascolta un classico pezzo di Nancy, 21 luglio, che è una canzone, un mito di Nancy, e poi si approccia anche a Paramò di Ivan Granatino? Cioè che, guarda, la cosa bella è proprio questa qua, perché non solo, c'è chi ascolta, per farti un esempio, Luché, che fa hip hop, viene dai Cosang e poi si sente Alessandro Amoroso. Ascolta Alessandro Amoroso, ma ormai oggi la musica è fatta così. Tu se vedi pure prendi una ragazzina, prendi il suo iPhone, non c'è più che si è acquistato l'album di c'è una playlist, in questa playlist c'è Granatino, Luché, Nancy, Alessio. Alessandro, non è più, hai capito? Questa è una bella cosa però. Bellissima. Perché per me questo significa aggregazione. E perché chi fa la comunicazione? Non è che io dico perché non se ne è accorto? Il mood, che ne so, la musica di genere, pure sul fatto se tu devi fare rock, devi dare questa immagine rock, devi avere questo. No, è una cagata. Questa per me io non la condivido. Questa è una roba old school, non è passato, è una nuova generazione. Però è bellissima questa cosa, io lo dico in continuazione e lo penso da sempre. Ma guarda, tanti anni fa parlavo con un tuo collega Gianni Simioli e lui mi spiegava proprio questa cosa, che tanti anni fa usciva dai locali, che tipo aveva fatto Little Vega e fuori, uscendo dal locale, in macchina ascoltavano Mia cugina di Ricciardi, per esempio. C'è sempre stata questa cosa, fortunatamente. Certo. Ce ne siamo accorti dopo però. Dopo perché grazie alla rete è venuto tutto quanto fuori, che ci sono state dei pro e dei contro. Come vorrei entrare veramente nei vostri smartphone, veramente per capire di musica, per scoprire la musica, non per poi c'è il pregiudizio, quelle sono le persone un po' più chiuse con i paraocchi, io le trovo le persone più ignoranti che ci sono, perché per me il pregiudizio è sinonimo di ignoranza. Perché io non posso giudicare una roba senza ascoltarla e senza vederla. Tipo mi ricordo ho fatto un concerto a Roma, al Caffè Latino, pomeriggio ho fatto il soundcheck, sono rimasto lì, e tipo c'erano delle persone, dei romani, che giravano e si facevano stare risatina come se poi D'Alessio fosse il male della musica italiana, che io non trovo che è così, anzi tanto di cappello per Gigi D'Alessio, per la sua carriera, per quello che ha creato, e lo stimo tantissimo perché ha un suo mood. E tipo, che ne so, solo sul nome, cantante napoletano, non mi avevano ascoltato, non sapevano che facevo, e stasera c'è un cantante neomelodico, tipo uno alla Gigi D'Alessio, ci facciamo delle risate. E tu che cantavi in quel periodo? Io in quel periodo stavo promozionando, che era un tour promozionale, stavo promozionando Gas. Che era un disco molto diverso dal mio primo disco. Proprio una roba melodica. Sì, era melodica, ma era abbastanza rock. No, sto sfottendo. Ma c'era anche tanto di melodia. Sì, però non è proprio un disco melodico. Quando è venuta la sera, è iniziato il concerto, fate il concerto, tutti questi, vedevo tutte queste facce sbalordite. Ma tu non sei neomelodico, tu non sei... ma se io ti dicevo che non sono neomelodico, tu puntavi il dito e dicevi sei neomelodico. Certo. Invece io ci gioco su questa cosa perché facilita il mio lavoro, nel senso che fai? Faccio il neomelodico. Poi ascoltano la mia musica e sono loro a dire, non so, come il fatto di Eminem, che quando faceva le gare di freestyle diceva mia madre è una puttana, si diceva tutte le parolacce che dopo l'altro non c'aveva niente più da dire. Ironizza sulle cose. Tutte le offese già se le aveva fatte. Nel mio caso io dico sempre che poi per me non è un'offesa. Ecco, nel mio caso dico sempre che sono un piccolo presentatore locale, convinto e felice di essere local. Anzi, la musica neomelodica è il vero underground napoletano.
Bravo, non lo vogliono ammettere, non lo vogliono accettare, ma senti, per me il vero underground napoletano è la musica neomelodica. È la musica neomelodica, sì, sono perché convinto. è la musica che ascolta la gente, no? Quelli là che vogliono. Bravo, vogliono è qui che credere, voglio arrivare, io parlerei per ore con te, ma fa bene ascoltare queste chiacchierate e a parte che insomma Granatino ha un seguito infinito e quindi mi fa piacere con lui e grazie, con tutto il suo popolo parlare tutti di queste cose. Però a proposito dell'underground, del fatto del vero underground, che la musica insomma di certi cantanti delle nostre parti poi è quello che il popolo vuole, soffermiamoci un attimo sulle parole, perché io dico sempre che le parole sono fondamentali e penso anche, vado anche oltre io il più delle volte, perché la gente, sono convinto che si affezioni soprattutto alle parole di una canzone sì. e molto spesso il cantante conta molto poco, sì. Cioè nel senso che se quella canzone racconta... Vabbè, ci sono varie categorie, certo. C'è la categoria fashion blogger e c'è la categoria cantautore che fanno canzoni però belle. ci sono molti casi dove il popolo intercetta canzoni che raccontano momenti di vita reali sì. E quelle canzoni prendono il volo nonostante il cantante non sia neanche particolarmente famoso, insomma, e non abbia un grande repertorio. Questo perché noi con la musica napoletana ci facciamo amore, cioè ce l'abbiamo intorno in continuazione. Senti, prima di farti parlare dell'applicazione, me lo vuoi fare un regalo? Io questa è una cosa che ti faccio fare spessissimo, ma perché ritengo che tu abbia un talento variegato, multicolore. Mi vuoi prendere così a testa un pezzo bello, melodico, evocante, tu anche un pezzo di Gino Da Vinci che so che ti piace assai, e fammi una bella versione di Granatino Immobile, un pezzettino a cappella, quello che vuoi, pure Stivaso su Bucia, o un pezzo di Franco, del primo periodo di Franco, Amò per esempio, che ne so, quello che ti viene in testa. Ti prego di sorprendermi, ecco, come ci sorprendono i nostri ascoltatori a cappella, però ad essere proprio un piezza carnale, cioè un piezza, capito, stiamo facendo amore. Ecco, versione inedita di Granatino, quando sei pronto parti, tutto il tempo che vuoi, grazie. Che sarà? Tu mi dici è fornuta una storia tra noi, non ci pensare. Che sarà? Ti rispondo morendo in tuo cuore, figurati che sarà. Mo si fa, oggigiorno è normale cambiare l'amore, mo si fa. Rire e mora così, senza mi fa capire, morendo così. Ti è piaciuta? No, dico... Che cantate, Granatino? Me lo spieghi? Dammi questo microfono. Ho cantato un pezzo di Franco Ricciardi del 1988, forse, 89. Scusa un attimo, Pachico la conoscevi? 89. Un mostro sto Pachico. Come si chiama sta canzone? Che sarà, si chiama. Che sarà? Che sarà, di Scuotto, se non erro, e D'Alessio, Gigi D'Alessio. Interpretata da Franco Ricciardi. Che meraviglia. Allora, spot, anima, devi dire... C'è la strofa che è bellissima. È bellissimo già il pezzo che hai cantato, infatti me la vado a cercare, domani la suoniamo alla radio. Allora, dicevo, RTC Targato Napoli Jukebox, scaricatela se siete Android, potete richiedere le vostre canzoni preferite e questo è l'anima. Se stringete su Granatino, così agevoliamo lo spot, signori, lo spot. Lo spot. Scaricate l'applicazione RTC Targato Na, fatta roce con Granatina e viene appressa a me. Ecco, grazie, scaricatela e ne approfitto anche per salutare in chiusura Ginzeria, Qualiano, Piazza Kennedy, numero 2, sta proprio in piazza, posizione, devo dire, meravigliosa e c'ha un sacco di abbigliamento uomo, prego. Niente, se tu me lo permetti. Devi, vai. Il concerto! Caspita, mi stavo scordando la cosa più importante. Allora attacca, è la festa di Granatino! Sì, finalmente. Dimmi la data, sono contentissimo per te, veramente. Finalmente faccio questo evento che
ti dico, io sono molto sincero, glielo dico a tutti, non è che c'era questa forte esigenza di fare un evento, che Napoli stava aspettando il mio evento. Nel senso, ho voluto fare questo evento, questa festa proprio per me, per festeggiare questo periodo, per festeggiare quello che faccio, perché io amo il mio lavoro. Faccio l'evento Ingranaggi, lo faccio il 17 marzo a Casa della Musica, Palla Partenope di Napoli. E niente, in occasione registro anche un DVD. Quindi invito tutti a venire a questo concerto, così sarete protagonisti anche del mio DVD che uscirà a maggio, un cofanetto di Ingranaggi, versione deluxe, CD più DVD, più Vieni appresso a me, Fatta Roce, che è il nuovo singolo che è uscito da 2 giorni, e più altri 2 singoli nuovi. Allora, 17 marzo, Casa della Musica. Casa della Musica, Ingranaggi l'evento. Ecco, se arrivate anche da altre zone d'Italia, a Granatino, non dispiace. Magari, infatti e devo dire neanche a me. Ci sono persone di Bari, Palermo che no, mi stanno venite, perché io, bello. guardate che un concerto di Granatino va assolutamente visto. Se non vi ci siete mai trovati, se non avete vissuto la musica, non avete fatto amore ca musica insieme a Granatino, ve lo consiglio, 17 marzo, Casa della Musica. Intanto però, prima di salutarci, una cosa brevissima. È uscito un disco un po' di tempo fa, però poiché vi parlavo di un talento multicolore e variegato, lui continua a sfornare musica anche, vedete, questo è il bello, perché lui se ne fotte, che è un altro che fa promozionerebbe i pezzi nel disco, invece tu continui a produrre musica fuori dal disco, e per esempio Frank Zappa, no? c'è, sì, vabbè, ti prego, fammi fare il presentatore locale, ecco, fammi volare basso. E quindi io vorrei fare una roba simile, tipo un disco a settimana, mi piace. Usaccia, bene, Vieni appresso a me, per esempio, nel disco non c'è sta. No, non c'è, te l'ho detto, questo è un pezzo che dopo che è uscito il disco, che poi è stata un'idea lampo, Vieni appresso a me. Era, che ne so, era il primo agosto. Che aveva totalizzato 10 milioni di visualizzazioni, la versione rubata, Ricciardi nazionale, tra l'altro rubata dalla mia macchina, che poi non sono riuscito a cantare la mia strofa perché quel finto inglese era la mia strofa, stavo scrivendo il testo sopra e non ce l'ho fatta a inciderla. Niente, visto che è un pezzo che io ci tengo tantissimo, perché quando ho fatto la composizione di questa canzone piangevo solo ascoltando la musica, mi entrava dentro. Ho voluto fare tipo una festa, ed è stata un'idea lampo. Ho conosciuto Giusy, che devo essere sincero, non la conoscevo prima, l'ho incrociata a un matrimonio di un amico, si è sposato un amico, stavamo tutti lì a cantare e suonare, a divertirci tra di noi, e avevo sentito per la prima volta Giusy, sono rimasto stregato dalla sua voce, perché si avvicinava molto a quel tipo di mood Giulietta Sacco, Maria Nazionale. La Sirenetta. Quella roba dalla Sirenetta. Che è una hit, la Sirenetta. No, la Sirenetta, io la chiamo così. Pare sempre che spunti dal mare. Niente, però perché in primis io volevo fare sta figata di Ivan Granatino, fit Liberata. Ecco, inventandoti Liberata. Inventandomi Liberata. No, però devo dire una cosa, calcando l'onda di Liberata. Questo è successo nel mezzo dell'estate, cioè mentre tutta l'Italia cantava il pezzo di Arisa, siamo l'esercito del selfie, all'improvviso i napoletani, stanchi dell'esercito del selfie, si sono fatti una hit tutta loro, un tormentone tutto loro, cioè Vieni appresso a me, Granatino, Giusy Attanasio. Che poi devo dire che mi ha portato un grande riscontro non solo in Campania ma in tutto il sud Italia. Certo, perché quelle sono canzoni senza etichetta, le etichette non ci sono. Che poi insieme a Mariano Alfano, che ha scritto il testo di Parlamo, insieme a Franco, nel senso, raccontate un po' la storia di Napoli. Nelle strofe di Vieni appresso a me racconta un po' tutta la storia di Napoli. Ecco. Ci sono delle citazioni, la citazione che mi piace di più. Qual è? Non tu conosci che si frata a me, si pane e poco, mità, non ci vuole santa per la festa, ma nel sud Italia si cucina con sola. Bene, ci salutiamo e va in onda in televisione per la prima volta Fatta Roce. Il videoclip credo sia uscito 2 giorni fa. Quando... Fatta Roce è un altro messaggio che ci tenevo a dare. A che numero stai di visualizzazioni? Lo sai? No, non lo so ancora, so solo che stamattina stavo 12 in tendenza su YouTube Italia. Allora sono buoni numeri. 12 in tendenza, infatti. È stata una bella cosa per me, è stata una bella cosa. E in questo pezzo ci tengo in modo particolare perché è un messaggio
bello forte, nel senso ho voluto spingere questo messaggio perché tratta la disoccupazione. Sì. Voglio precisare pure questa cosa, che Napoli nel ritornello fatta roce, Napoli vuole suppana per i frati miei. Napoli non sta solo per campanilismo, perché io sono di Napoli e voglio parlare per forza di Napoli. Napoli sta perché Roma è la capitale d'Italia, ma io penso che Napoli è la capitale del sud Italia, e quindi questo è un messaggio di essere positivi, di scocciarsi le maniche e andare a cercare di trovare lavoro senza vivere di speranza, perché a speranza si può morire, e oggi c'è il miracolo e fa solo Dio. Fatta roce, ciao Granati, stai bene? Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao.